Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori e ben trovati al nostro secondo appuntamento settimanale con la nostra rubrica Auto da Fè. Questa mattina io ringrazio e saluto il professor Gianluca Alimonti che è in collegamento con noi. Grazie professore, intanto in primo luogo. Grazie a lei direttore per questa intervista e saluto anch'io tutti i radioascoltatori. Volto e voce non nuova su questa radio perché per nostra fortuna è già intervenuto diverse volte su temi attinenti alla fisica, ma soprattutto anche la questione di cui parleremo anche stamani, alla quale lei si è approcciato insieme al professor Luigi Mariani, che tanti anni fa pure intervistammo. Avete scritto insieme un articolo del quale parleremo, però voglio brevemente introdurre la figura, per chi non la conoscesse, del professor Gianluca Alimonti, docente di fondamenti di energetica per la laurea magistrale in fisica e del corso integrativo di reattori nucleari all'Università degli Studi di Milano, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare presso la sezione di Milano, collaboratore al più grande esperimento di fisica delle alte energie, ATLAS, che è in corso al Large Hadron Collider del CERN, il Centro Europeo per la Ricerca Nucleare di Ginevra. Da questo esperimento anche la scoperta del bosone di Higgs, che credo tutti abbiamo sentito nominare. L'argomento di cui parliamo oggi, la particella di Dio di un po' di anni esatto, fa. che poi lì ci sarebbe da fare tutta un'altra trasmissione, diciamo, perché non ci basterebbe il tempo che abbiamo a disposizione oggi, ma lo faremo perché la particella di Dio è una bellissima definizione, evocativa al massimo grado, no? Quest'oggi parliamo invece di un articolo, dicevo, che con il professor Luigi Mariani avete appena pubblicato e che si occupa di una questione importante, con una finalità assai interessante, cercare di quantificare la crisi climatica, cioè di tracciare un quadro basato sui dati che utilizzi degli indicatori ben precisi per fare che cosa? Per avere delle politiche, per cercare di strutturare delle politiche efficaci di adattamento al cambiamento climatico, non ideologiche, ma basate sull'evidenza. E credo, professor Alimonti, di aver quasi letteralmente citato il titolo del vostro articolo, no? Che parte peraltro da una bellissima citazione. Io faccio la citazione e poi la lascio commentare subito a lei. La citazione è quella di Mark Twain: ciò che ci mette nei guai non è ciò che non sappiamo, è ciò che sappiamo per certo che non è così, che sembra un gioco di parole e che però in realtà è una citazione che possiamo tirare da tutte le parti, perché l'ha usata anche Al Gore, se non vado errato, no? Sì, certamente. E poi mi collego a questo anche aggiungendo che è molto più difficile convincere qualcuno d'essere stato imbrogliato piuttosto che non imbrogliarlo. Direi che fa abbastanza sì, diciamo, anche questo è vero. Con la precedenza. I clienti di adesso... Vanna Marchi per tanto tempo ci hanno creduto. Ecco. Ecco, no, adesso cercando di tornare, diciamo, sul tema. Il punto è proprio quello della crisi climatica, no? Nel senso che tutti, immagino, costantemente, più o meno, siamo bombardati da messaggi mediatici che ci troviamo costantemente in una fase di crisi climatica. Qualunque cosa succeda, una pioggia un po' magari superiore alle medie o un lontano uragano o qualunque cosa, è sempre la crisi climatica. Ora, pur restando coi piedi per terra e coscienti del fatto che il termine stesso di crisi è abbastanza soggettivo, voglio dire, un paese in forte sviluppo può definire di essere in crisi se il loro PIL annuale non cresce più del 5%, faccio per dire, che per noi sarebbe quasi un obiettivo irraggiungibile, un miraggio, ecco. Quindi, pur restando coi piedi per terra e riconoscendo che che la crisi è una definizione soggettiva, però, diciamo, ultimamente si è un po' esagerato su questo discorso della crisi climatica.
Allora abbiamo cercato di individuare, assieme al professor Mariani, una serie di indicatori, dati oggettivi, essenzialmente ci siamo rifatti a serie storiche, di vari indicatori, che possono essere indicatori climatologici, ma anche indicatori sanitari, non so, la malaria di cui tanto Sì, si sì, dice sì, che sta sì. aumentando, eccetera, o indicatori economici, che in qualche modo ci evidenzino o ci mostrino quanto siamo in questa crisi, e poi magari, se è possibile, anche definire delle zone rispetto al globo intero di maggiore o minore crisi, dove i cambiamenti climatici impattano di più o di meno. Quindi Ecco, abbiamo... professore, Prego. giusto per inquadrare anche proprio i termini di discussione, no? Il concetto di crisi climatica, che voi volete definire in maniera quantitativa, mi viene da dire in maniera razionale, scientifica, no? Perché altrimenti cadiamo Addirittura, caspita. perché altrimenti cadiamo nell'ideologia, no? Cioè, un concetto deve avere dei fondamenti, specialmente quando parliamo di una materia che non è certamente equiparabile alla fisica, perché la climatologia ce l'ha insegnato anche il professor Prodi, no? Il fratello di Romano Prodi, il professor Franco Prodi, ce lo insegna anche lui, che non è una scienza esattissima, però non è neanche l'ideologia pura alla quale siamo stati abituati, no? Quindi il vostro scopo è quello di sottrarre il concetto di crisi climatica all'uso mediatico e ideologico, soprattutto ideologico-politico. Certo. In sostanza, la definizione di crisi climatica che voi proponete parte appunto da un quadro di indicatori. La cosa che mi sembra importante sottolineare è che questo quadro voi lo basate su fattori di impatto climatico, cioè che determinano il clima, che sono quelli presi per buoni anche dall'IPCC, cioè dal panel internazionale sul cambiamento climatico dell'ONU, che è quello che è ritenuto un po' la Bibbia in materia, no? Quindi non sono indicatori strani, sono indicatori che anche l'IPCC prende come buoni, giusto? Allora, le ringrazio, direttore, per questo richiamo, perché in effetti è fondamentale. Allora, noi in questa ricerca abbiamo cercato di suddividere gli indicatori in due grandi famiglie: quelli cosiddetti di forzanti, cioè quelli che sono le cause forzanti provenienti dai cambiamenti climatici, non lo so, piove di più, ok? A quelli che possono essere degli impatti, piove di più, quindi c'è l'inondazione, ok? Questo a grandi linee. Ma nel fare questo, e la ringrazio molto per il suo richiamo, non è che ci siamo inventati chissà quali definizioni, ci siamo basati essenzialmente sulle definizioni e addirittura anche su raggruppamenti fatti dall'IPCC. In particolare nell'ultimo rapporto dell'IPCC, che è AR6, degli anni 21-22, l'ultimo, il più recente Sì. fatto dall'IPCC. Quindi noi ci siamo basati su questi indicatori, cercando di limitarci alle serie storiche, cioè alle osservazioni, Sì, quelli che sì. sono i dati, non necessariamente a quelle che possono essere le previsioni basate su dei modelli che spesso o non sempre, diciamo, ci prendono bene. Quindi osservazione, dati, il classico approccio, mi permetta, Ecco, scientifico in di ricerca. maniera tale da togliere l'uso soggettivo del termine crisi climatica, no? Allora, sì, Eliminare proprio... l'aspetto soggettivo barra ideologico e quindi poi politico nel senso deteriore del termine, non di decisioni politiche meditate e prese sui dati. No, tutt'altro, Mm. anzi, politico vuole essere, per cercare di dare uno strumento il più Mm. obiettivo possibile ai policy maker, Sì, sì, per sì. prendere delle decisioni che poi sono decisioni che impattano su tutti noi, per cui cercare di dare uno strumento applicativo per... Ecco, eh, Insomma, il vostro scopo, io l'ho capito così, è collegare questo termine crisi non a un aspetto emotivo e quindi manipolativo, perché ogni enfasi sull'aspetto emotivo finisce per manipolare anche l'opinione pubblica, che non è una cosa da poco, no? Quindi collegare il termine crisi non all'emozionalità e quindi all'ideologia e alla manipolazione, ma a parametri di riferimento misurabili, empirici, che partono addirittura da quelli accettati dall'IPCC, dall'ONU, dall'autorità in materia. Questo mi sembra il perfetto. punto centrale, no? Sì, 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 perfetto, hai riassunto benissimo l'obiettivo. Diciamo che proprio anche in parte a causa del fatto che la crisi comunque mantiene sempre un aspetto soggettivo, Mm, è difficile, diciamo, un po' utopistico definire in maniera quantitativa stretta completamente la crisi. Diciamo, sì, sì, ci sì. piacerebbe idealmente riuscire a definire una serie numerica per cui dire ok, al di sopra di una certa soglia qua siamo in crisi, al di sotto no. Però comunque l'idea è quella di Mm. fornire
una base obiettiva, ok, di dati oggettivi basati su osservazioni storiche, sulla quale poter basare delle valutazioni obiettive su quali sono le urgenze più Sì. importanti su cui concentrarsi, su cui dedicare le forze, le energie e Ecco, i soldi. allora, professor per Alimonti, affrontare. quali sono i parametri che voi avete preso in considerazione? Che sono, mi sembra, 43 parametri, 43 indicatori, no? 23 fisico-ambientali, 10 socio-economici, 10 sanitari. Se lei ci fa qualche esempio noi capiamo, perché molto spesso ci si dice, ah, vedi le inondazioni, allora è la crisi climatica, i cicloni, la siccità. Sono tutti parametri che voi avete, diciamo, considerato non sotto questo aspetto emotivo, ma sotto l'aspetto dei dati e su serie storiche anche lunghissime che partono, quando è possibile, dal 51 e arrivano fino al 2024, no? Allora, esattamente, lei ha riassunto benissimo la situazione, sono 23, allora i 23 indicatori, le faccio alcun esempio, fisici e ambientali, non so, sicuramente c'è, per esempio, tra i più noti l'andamento della temperatura e anche la concentrazione di CO2 in atmosfera. Però ci sono, per esempio, il numero degli uragani o cicloni tropicali, no? A livello globale. Non solo il numero, ma anche l'intensità, che vuol dire l'energia accumulata da questi uragani, perché alcuni potrebbero sostenere no, il numero non aumenta, però diventano più potenti. Quindi abbiamo messo in queste serie storiche anche l'intensità. Sì. Le siccità, per esempio. Per la siccità avete addirittura 3 voci, no? Quindi sì, per diverse, adesso non volevo diciamo scendere in questi. Ma per dire che voi esaminate empiricamente, non si dice, la siccità per noi significa quasi una cosa sola, no? Per il pubblico comune, per il cittadino normale. E invece voi andate a vedere il deficit idrico, il numero di disastri, l'indice di salute della vegetazione, sono tutti aspetti che compongono il concetto di siccità, ma che non sono immediatamente presenti alla mente del cittadino comune. Però servono moltissimo per avere una base di dati seri in base alla quale decidere a beneficio del suddetto cittadino comune, non prendendolo in giro. Assolutamente, certamente. E anche noi ci siamo basati in questa suddivisione, forse proprio poco intuitiva, proprio della siccità di cui parlava lei, sulla suddivisione e definizione fatta dall'IPCC, proprio per seguire il più possibile questo tipo di lavoro già fatto dall'IPCC e ufficialmente e globalmente riconosciuto. Ecco, lo stesso si dica per i cicloni, ci sono 7 voci, no? Le inondazioni, il volume del ghiaccio artico, il meteo, il clima, le precipitazioni, la temperatura estrema, gli incendi. Gli incendi. Anche questo mi lasci dire. Prego. È un parametro oppure una notizia su cui spesso i media ci marciano parecchio, no? Incendi, ci sono mai visti questi incendi in Italia, nel Canada? Ecco, però le osservazioni satellitari ormai che abbiamo da 50 anni, dico satellitari perché è il punto di osservazione, come ben si capisce, migliore per osservare certi fenomeni. Quindi gli incendi di una certa estensione, metto dal punto di vista dei satelliti, vedo perfettamente l'aria e riesco a fare delle valutazioni proprio quanta aria è stata bruciata ogni anno, abbastanza precise. Allora, le osservazioni ci dicono che gli incendi, la superficie bruciata, il numero di incendi annuali non sta aumentando, anzi, incredibilmente, nella zona, per esempio, mediterranea, di cui noi facciamo parte, sta diminuendo negli ultimi anni. Cioè, i dati sono questi. Allora, e su un arco temporale significativo, 2002-2024. Sì, in particolare adesso stiamo parlando per alcune voci addirittura 2000, però insomma siamo lì, 24-25 anni. Allora, la lunghezza minima delle serie storiche che abbiamo preso in considerazione sono almeno, se non erro, 22-23 anni, la lunghezza minima. Le più lunghe partono dal 51, dal 1951. Peraltro, le più lunghe, ancora una volta, si riferiscono a dati tipicamente italiani, no? Il numero di eventi con inondazioni o frane con almeno un decesso dal 51 ad oggi, dati CNR, e ancora una volta questi mostrano una costanza. Negli ultimi 70 anni non si osserva assolutamente nessun peggioramento. E questo è assolutamente, oserei dire, mi corregga se sbaglio, contrario a quello che ci viene costantemente detto da diverse fonti. Guardi, è eclatante. Io quando ho visto questi dati ho detto è eclatante. Va in senso contrario alla narrazione, che è difficile anche da contrastare, no? Però con questi numeri si contrasta facilmente, perché voi avete messo insieme i dati, ripeto, poi possono piacere o non piacere i dati, però questi sono i numeri.
I dati. Tutte da fonti affidabili, peraltro, voglio dire, ecco, perché poi spesso quando si parla dei dati bisogna sempre verificarli, incrociare i dati, Certo. le varie fonti, eccetera. Queste sono tutte fonti affidabili. CNR italiano, voglio dire, non penso che Ecco, si possa e mettere... questo per i parametri fisico-ambientali. Ma non è finita Sì. qui, perché l'aspetto che a me è piaciuto moltissimo, io più da giornalista che ovviamente che da scienziato, che non sono neanche un giornalista forse, però tantomeno uno scienziato. Ecco, l'aspetto interessante, interessantissimo, che accanto a questi dati, a questi parametri fisico-ambientali, voi introducete anche un'analisi di alcuni parametri socio-economici fondamentali, per esempio la siccità, che danni procura da un punto di vista economico, e lo calcolate in maniera super ufficiale in percentuale del PIL. Le inondazioni, che danni economici producono, il PIL nel suo complesso, come è andato? Certo. Quindi diciamo, e lascio a lei di segnalare le altre voci, per esempio sull'agricoltura, qui il professor Mariani Ecco. è il suo campo, no? Assolutamente. I dati sul Sì. raccolto agricolo, l'indice di prosperità, le temperature estreme, gli incendi boschivi e i danni economici che tutto ciò causa, naturalmente. Insomma, ecco, questo è un altro set di parametri, mi sembra che siano in totale 10 parametri socio-economici, interessantissimo, no, professore? Sì, ma infatti, per E esempio... cosa dicono poi questi parametri alla fine? Ma allora, questi parametri dicono, non so, bisognerebbe vederli uno per uno, ma per esempio i Ecco, cereali possiamo anche raccolti... brevemente analizzarli. Dica lei quelli più significativi, cioè i danni economici della siccità, delle inondazioni, i dati sul raccolto, l'indice di prosperità, sono tutti dati interessanti. Scelga lei quali esaminare, così anche velocemente, ma per darci un'idea empirica di cosa dicono questi dati. Su un periodo per sempre esempio, lunghissimo, perché qui si parte almeno dal 1961, no? sì, per esempio, il 1561 sono i dati della FAO sui Sì. raccolti, quindi anche queste qua sono serie storiche, voglio dire, sono dati affidabili. FAO a livello globale, dal 61, quindi stiamo parlando di 40, 20, 65 anni all'incirca, ma niente, non mostrano, questo hanno un trend costante all'aumento della produzione dei 4 principali cereali che da soli alimentano il 64% della popolazione mondiale, se vogliamo, più comunque anche i prodotti principali dell'agricoltura, sempre a livello globale, mostrano un trend costante alla crescita del 2-3% Ecco, annuo. professore, mi faccia dire, quello che aumenta non sono i disastri, ma la ricchezza, cioè il PIL e la quantità di beni agricoli raccolti, il prodotto agricolo, no? Decisamente sì, e adesso che lei poi cita i disastri sono, diciamo, fanno parte degli impatti, disastri naturali causati da cicloni, causati da inondazioni, causati da diversi fattori. Allora, qui c'è veramente, questo entriamo nello specifico di un altro articolo che ho sempre avuto il piacere e l'onore di scrivere col professor Mariani, questo di un paio di anni fa. Lì l'evidenza è ancora più schiacciante. Cioè i disastri naturali a livello globale non stanno aumentando. Questo è un qualcosa che va detto con estrema chiarezza e ribadito. E ancora una volta, questi sono database internazionali ufficiali che dicono questo. Non siamo noi. E quindi questo va chiarito molto bene. I disastri non stanno aumentando. Disastri naturali, mi sto Sì. riferendo, di origine meteoclimatica. E quindi tra questi, diciamo, vediamo per esempio, come conseguenza, adesso stavamo parlando degli impatti socio-economici, Sì. come quindi gli impatti da siccità, gli impatti da inondazioni, anche da un punto di vista economico, non mostrano alcun trend al peggioramento. Infatti io vedo nella vostra tabella riassuntiva i danni economici da siccità nel periodo 2000-2022, tanto per fare un esempio, sono rimasti assolutamente stabili. I trend sono stabili. Non ci sono danni economici da siccità, non ci sono danni economici da inondazioni, crescono il prodotto interno lordo, come dicevo, i dati sul raccolto agricolo, e tutti gli altri dati sono o in regresso o stabili, cioè questo è il punto. Così come per i parametri fisico-ambientali salta subito all'occhio la stessa cosa, no? Per il capitolo precedente. Il numero di eventi non è in crescita, è quanto mai stabile o in diminuzione. E se poi andiamo all'ultima serie di parametri, perché anche questo è un altro aspetto molto interessante della vostra ricerca, professor Alimonti, l'ultima serie di parametri sono i parametri sanitari, cioè
mi corregga se sbaglio, ma le lascio subito la parola. Voi dite benissimo, cicloni, inondazioni, quello che abbiamo detto prima. Che effetti hanno sulla vita dell'uomo in termini anche di morti, di decessi, appunto di tasso di mortalità? E cicloni, disabilità, inondazioni, malaria, disastri meteorologici, climatici e idrologici, l'inquinamento da ozono, il particolato, nostro nemico numero uno nelle grandi città in particolare, Certo, le purtroppo sì. temperature estreme, l'acqua non potabile. Che tasso di mortalità hanno? Io qui riassumo perché ascolta, ma lascio subito la parola perché io mi sono stupito. Allora, tutti questi effetti sanitari di di questo elenco che ho fatto sono tutti in calo o al massimo stabili. Non ce n'è nessuno in aumento, se non vado errato. No, la tabella dice così, o sbaglio, Sì, professore sì. No, Alimonti? no, 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 assolutamente, legge correttamente la tabella. Nessuno è in peggioramento, sono tutti stabili o in miglioramento. Quindi sulla nostra salute che effetto ha avuto tutto questo? Nessuno. A grandi linee, a livello globale, nessuno, assolutamente. Questo diciamo è il risultato. Mm. Mi lasci fare anche Prego. un esempio, tornando per esempio anche a una cosa a cui adesso non abbiamo accennato, no? Quando spesso si parla di desertificazione, no? Sì. Penso che più o meno tutti noi abbiamo nella testa la inculcata convinzione che il mondo stia desertificando. Allora, i dati, le osservazioni scientifiche, i dati ancora una volta principalmente satellitari, perché a maggior ragione da dove uno può osservare se la nostra Terra sta desertificando Allora, i dati scientifici parlano di global greening. Il nostro paese sta rinverdendo da una cinquantina d'anni a questa parte, a livello globale, e tra l'altro, ironia della sorte, questo greening è, qui entra la modellistica scientifica, è giustificato per circa il 70% dall'aumento di CO2 in atmosfera, perché sappiamo bene che le nostre piante traggono alimento, sì, dalla terra, alimenti e acqua dalla terra, ma la CO2, il carbonio, che è il mattoncino principale della costruzione, della struttura della lignina, cioè l'elemento di cui sono fatte le piante, viene preso dalla CO2 dell'atmosfera. Quindi crescendo l'atmosfera, la CO2 nella presenza dell'atmosfera facilita l'assorbimento della C da parte delle piante e quindi queste vivono meglio, molto meglio. Giusto per darvi un'idea, negli ultimi 40 anni è stato valutato che la superficie che è diventata verde del nostro pianeta è equivalente circa al doppio della superficie del Nord America, degli Stati Uniti d'America. Quindi stiamo parlando di un effetto molto importante. Nonostante ciò, noi ci sentiamo costantemente bombardati dalla desertificazione. Attenzione però, ciò non significa che un rinverdimento a livello globale del nostro pianeta non ci possono essere delle zone in cui, a causa della variazione della piovosità, ci possa essere una desertificazione in alcune zone rispetto al rinverdimento di altre, ma globalmente il nostro pianeta sta rinverdendo. Ecco, Quindi, ma anche questo aspetto che lei... Mi faccio concludere, Sì, solo sì. solo per non rischiare di cadere in una metodologia a cui alle volte si cade, cioè il cosiddetto cherry picking, Sì. cioè che io vado a scegliere quei dati che mi fanno piacere per dimostrare che ho ragione, che il mondo sta desertificando. No, ci possono essere delle piccole aree che stanno desertificando, ma globalmente non è così. Ecco, quello che lei ha appena detto mi ha richiamato alla mente un altro aspetto portante, ma lo chiedo a lei, mi corregga se sbaglio, della vostra ricerca, no? Voi dite, certi fenomeni, analizziamo questi parametri, ma questo non esclude che poi gli interventi, le politiche debbano essere tarate localmente, perché non si può fare un discorso mondo complessivo, no? Le politiche, quindi ci sono zone magari che si desertificano, ci sono zone che hanno determinato tipo di problemi. Lì si interviene con politiche specifiche, perché questi dati non presuppongono e non implicano che si debbano prendere decisioni collettive valide per tutto il mondo. Studiamo bene le zone e tariamo le politiche anche sui diversi territori, giusto? Certo, questo significa che allora nel caso in cui uno volesse tarare una certa politica su un territorio definito, dovrebbe prendere in considerazione e in qualche modo definire una metrica analoga a quella che abbiamo fatto a livello globale, definirla su un territorio più limitato. Certo. E Questi qui sono i su dati di quello, sintesi. Mi permetta, certo. professore, di citare 4 voci che mi hanno particolarmente strabiliato, no? Perché il tasso di mortalità per inquinamento da ozono esterno tra il 90 e il 21 è diminuito.
Il tasso di mortalità per effetti del particolato esterno, no? Il famoso PM10 o quello che è nelle nostre città, è diminuito il tasso di mortalità. Il tasso di mortalità per temperature estreme, sempre addirittura tra il 1980 e il 2021, quindi abbiamo una serie storica abbastanza consolidata, è diminuito. Il tasso di mortalità per acqua non potabile è diminuito. Quindi vuol dire che stiamo meglio sotto questi punti di vista, no? Tradotto. Sicuramente, sicuramente. Tenga presente che, ecco qui mi faccia introdurre anche Sì. un altro discorso, proprio riguardo per esempio al tasso di mortalità per acqua inquinata. È chiaro che qua ci si riferisce in particolare a quella parte del mondo a cui noi, mi lasci dire, per fortuna non apparteniamo, no? Cioè, dove addirittura il problema è trovare dell'acqua potabile. Allora, ci sono in questo studio, ci siamo resi conto, no, che ci siamo resi conto, abbiamo evidenziato, perché sono cose che tutto sommato diciamo, si sanno, sono già note, che diversi azioni specifiche mirate umane possono essere molto più efficaci nel prevenire, per esempio, la diffusione delle malattie. Specifiche intendo dire distribuiamo dell'acqua più pulita, più potabile, rispetto a fare azioni globali magari molto più eclatanti, tipo spendiamo un sacco di soldi per cercare di ridurre le emissioni di CO2 in ambiente. Allora, certe azioni locali mirate hanno un effetto sulla qualità della vita, oserei dire più in generale, non necessariamente solo sulla sanità, ma anche sulla ricchezza, Sì. sulla sicurezza, tutto quello che vogliamo, sono assolutamente molto più efficaci e che costano molto meno, rispetto a cercare di stringersi il collo per emettere un po' meno CO2 in ambiente. Questo è un altro fattore molto importante che secondo me viene evidenziato, diciamo, da questo articolo e su cui bisognerebbe riflettere. Ecco perché voi indicate una strada empirica, cioè il punto fondamentale è se tu guardi i dati e abbandoni le ideologie o i cliché o gli allarmismi o la narrazione emotiva, puoi fare politiche sicuramente più efficaci e allocare meglio le risorse, cioè spendere meglio i soldi pubblici, no? Questo è il punto Certo, chiave. certo. Il O fine tra i punti. ultimo dovrebbe essere quello. Tra l'altro voi fate un po' di esempi interessanti anche nel vostro articolo, no? Perché ricordate che questa questione della crisi climatica non è del tutto nuova, no? Perché ci sono state, per esempio, alla fine del Medioevo, delle considerazioni analoghe, perché vi fu una piccola era glaciale che coincise, voi ricordate, con la prima grande crisi alimentare in Europa centrale durante il secondo decennio del XIV secolo, del 1300, no? Certo. E quando si scoprirono, furono catalogate le ere glaciali nell'Ottocento da parte del geomorfologo svizzero Agassiz, sto leggendo, questo suscitò preoccupazione nell'opinione pubblica, perché tutti si preoccupavano che potesse arrivare una fase fredda che avrebbe minacciato la stessa esistenza dell'umanità. Ma per venire a tempi più recenti, questa preoccupazione circa la glaciazione vi fu addirittura negli anni 70, quando ci fu un calo delle temperature globali e quindi si temeva anche non solo per la glaciazione, ma anche per la sicurezza alimentare. Dagli anni 80 in poi, invece, in coincidenza con un aumento delle temperature globali, è prevalsa l'idea che le fasi calde possano essere dannose per l'umanità e siamo arrivati ai nostri giorni, no? Questo è un aspetto di pura narrazione, mi viene da dire, professore. Ed è il contrario di quello che alla fine bisognerebbe fare, non farsi sopraffare dalla narrazione, ma badare ai dati. Certo, certo, assolutamente. In questo mi lasci dire, visto che lei prima ha ricordato giustamente la figura del professor Prodi, uno dei primi e principali climatologi italiani. Io mi ricordo una delle prime volte che lo incontrai, gli chiesi: "Ma insomma cosa ne pensa di questa cosa qua?" Stiamo parlando proprio di tanti anni, no, ci si dava ancora del lei. E cosa ne pensa di questo discorso sul clima, eccetera. Insomma, lui era molto chiaro, dice: "Ma guarda, il clima è una scienza relativamente nuova. E noi climatologi siamo un po' come dei bambini a cui è appena dato un nuovo giocattolo e dobbiamo imparare a capire, a conoscerlo e quindi poi a imparare a poterlo sfruttare e giocarci." Certo,
clima non è qualcosa con cui giocarci, ma quello è il suo approccio, cioè un qualcosa di nuovo. E adesso mi viene ricordato un po' dal racconto che faceva, giustamente ricordava che negli anni 70, quando si osservò una diminuzione delle temperature, la comunità scientifica era principalmente preoccupata di una nuova era glaciale imminente. Poi le temperature hanno invertito il loro trend, sono andate a salire, adesso la preoccupazione è eccessiva per una fase calda. Ma questo dimostra il fatto di quanto poco fosse conosciuta la dinamica climatica allora. Adesso sicuramente lo è un po' di più, si sono capite, diciamo, certe dinamiche che prima non lo erano, però il clima è comunque rimane comunque un sistema complesso. Per quanto mosso, diciamo, da dei principi fisici piuttosto semplici e ben conosciuti, giusto per fare un esempio, l'aria quando si scalda si espande e quindi va in alto, tutto il sistema completo, con tutti i feedback che collegano un effetto con l'altro, le retroazioni sia positive e negative, rendono il sistema climatico molto complesso e quindi c'è ancora parecchio da capire. Professore, noi dobbiamo salutarci. Nel post sulla pagina Facebook della radio c'è il link all'articolo completo che gli ascoltatori e le ascoltatrici possono leggersi. Va detta una cosa, un'altra volta parleremo del fatto che dall'emergenza climatica nasce la necessità di transizione ecologica che diventa transizione energetica, che in Europa ha assunto anche un carattere pericoloso di deindustrializzazione. Questo però parte da questo ragionamento che abbiamo fatto oggi e arriva lì. Lo faremo un'altra volta. Le chiedo solo una cosa per salutarci. Questo articolo è stato pubblicato da poco. Ha suscitato già qualche reazione? C'è approfondimento? C'è dibattito? Perché sarebbe estremamente utile che questo articolo innescasse quel processo virtuoso che voi auspicate alla fine, no? Basiamoci sui dati e facciamo politiche serie. Allora, è quello che ci auguriamo. Devo dire che sino adesso le statistiche dicono che ha avuto qualcosa come 5.000 letture, che per quanto in pochi giorni, in poche 2 o 3 settimane, che per quanto possano sembrare poche, e a livello mediatico sicuramente lo è, ma nel campo degli articoli della comunità scientifica sono tantissime, cioè ci sono articoli scientifici che per 20 anni non raggiungono questi numeri. Abbiamo ricevuto qualche messaggio di voler approfondire, espandere, allargare questo tipo di analisi. Siamo in contatto, vediamo se poi alla fine si riesce a concretizzare questa idea. Professore, ci riaggiorniamo senz'altro. Io ringrazio il professor Gianluca Limonti e il professor Luigi Mariani che ha scritto questo articolo con lui. Professore, grazie davvero. Grazie a lei per questa interessantissima intervista e un saluto a tutti gli ascoltatori. Un saluto a tutti. Arrivederci. Avete ascoltato